affrontare una neoplasia del pancreas, parliamo dell'adenocarcinoma del pancreas, la neoplasia di gran lunga più frequente a carico di questo organo, significa per un paziente, una paziente, affrontare dei sintomi principalmente che sono molto gravosi proprio per la qualità di vita, ma significa anche affrontare l'incertezza di un percorso in cui si cercano delle previsioni, si cercano delle certezze. Siamo in un momento, diciamo, storico-scientifico molto particolare, perché abbiamo la sensazione come comunità scientifica, ma anche comunità dei pazienti, che stia per arrivare una, chiamiamola, piccola rivoluzione nel trattamento di queste neoplasie. Le linee di ricerca sono multiple, ma ne menzioniamo due. Una è quella farmacologica, dopo decenni in cui l'alterazione molecolare più frequente nelle neoplasie del pancreas, cioè le mutazioni di KRAS, sembrava un'alterazione non suscettibile di un trattamento farmacologico specifico. Adesso stanno arrivando dei nuovi farmaci che sono in fase avanzata di sperimentazione. Siamo in attesa dei risultati, ma l'aspettativa è alta. Diciamo che abbiamo la speranza che siano finalmente un tipo di trattamento che superi l'efficacia che abbiamo osservato ormai da decenni con la chemioterapia. L'altro grosso ambito di ricerca, che ovviamente non si applica solo all'ambito delle neoplasie pancreatiche, è l'introduzione dell'intelligenza artificiale. Sono continue le pubblicazioni di studi che vedono l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale o per predire l'efficacia dei trattamenti anche per questo tipo di neoplasia, ma anche in una fase più precoce per diagnosticare precocemente questa neoplasia e caratterizzarla senza l'utilizzo di strumenti invasivi, ma semplicemente con lo studio e l'automazione dello studio delle immagini radiologiche o delle immagini istologiche dei campioni di tumore.